Un altro lutto per la diocesi di Treviso: si è spento a 96 anni Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito della città. A darne notizia alla diocesi è il vescovo Michele Tomasi, che proprio ieri l'aveva incontrato in una breve visita nella canonica di Sant'Agnese, dove viveva. Originario della provincia di Pavia, ordinato sacerdote nel 51, eletto vescovo nel 77, Monsignor Magnani arrivò a Treviso nell'89 e guidò la diocesi per 15 anni. Giunse nella Marca preceduto dalla definizione di vescovo ambientalista e sorridendo così si espresse con delle parole quanto mai attuali in una delle sue prime interviste ad Antenna 3. Mi sento un vescovo soprattutto ambientalista, così come qualifica prevalente la ritengo eccessiva. Indubbiamente mi sono occupato sotto il profilo pastorale dei problemi dell'ambiente, perché ritengo che nel problema dell'ambiente confluiscono i problemi della qualità della vita umana e del rispetto della vita umana, quindi l'ambiente è considerato non come una forma di idolatria della natura, ma considerato come l'habitat entro il quale una persona deve crescere, deve maturare meglio. Negli ultimi 20 anni Monsignor Magnani ha vissuto una vita di preghiera, di relazioni, di studio, partecipando agli avvenimenti della diocesi e alle celebrazioni più importanti. Uomo saggio, pastore illuminato, lo ricorda il sindaco Conte, porgendo le condoglianze alla famiglia. Cordoglio anche dal presidente della regione Zaia: lo ricorderò sempre con affetto e riconoscenza, scrive, per il confronto che ha sempre mantenuto con i suoi fedeli, ma soprattutto per l'energia con la quale a quasi 97 anni ha continuato a vivere i momenti della sua parrocchia, sempre in mezzo alla sua gente. La data dei funerali non è ancora stata fissata.